When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say, can't take the DJ. Sapete dove siamo? Al Teatro Regina Margherita, nel territorio di Marcialla, un borgo che è esattamente lo spartiacque tra la Val d'Elsa e la Val di Pesa. Un paese, questo, che è conosciuto al pubblico degli sportivi per la sua corsa, il Trofeo Matteotti. Quest'anno raggiunge il 61esimo anno d'età. C'è un po' di storia da raccontare in questo borgo suggestivo. Il paese di Marcialla, legato fondamentalmente alla storia del Castello di Pogni, con un editto, quello del 1107, Firenze volle eliminare completamente tutti i fortilizi che potevano essere nocivi alla città, e con questo fece catturare il conte Alberti e, tenendolo prigioniero, nel giugno 1184 ordinò la distruzione completa del Castello di Pogni, delle torri di Certaldo e di Semifonte. Il nostro viaggio abbraccerà un po' questi siti storici del comune, del tutto il territorio, li andremo a visitare per voi, e contemporaneamente e soprattutto seguiremo questa edizione in corsa, perché noi viaggiamo in bicicletta. Benvenuti alla 61esima edizione del Trofeo Matteotti 2014. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me and I want all the world to see we've met. Nicola Gaffurini, Vega Prefabbricati, Trofeo Matteotti, edizione numero 61. Un percorso bellissimo, un percorso che si punta a trovare il migliore dei risultati. Sì, una bella corsa, impegnativa, speriamo il tempo regga, perché qua mi hanno detto che piove sempre. Negli ultimi anni non è stato il massimo della fortuna, comunque quest'anno sfatiamo questa diceria che su Marcialla piove sempre. In bocca al lupo anche per te. Crepi, grazie. Ilia Koscevoj, recentissimo vincitore alla penna pochissimi giorni fa, il 1° maggio, un traguardo, quello del Matteotti, che è ambito da tanti. Per quanto riguarda le tue ambizioni su questo traguardo? Guarda, oggi puntiamo tanto, sia io sia Elia Zanon, perché siamo dati a questo tipo di arrivo e cerchiamo di fare il nostro meglio. Antonio Nibali, l'anno scorso un imprevisto, la foratura negli ultimi chilometri di corsa, e quest'anno? Sì, l'anno scorso ero davanti con i primi 8, che c'ero anch'io. Prima di imboccare l'ultima salita ho forato e fa parte del gioco. Quest'anno speriamo di riesserci lì davanti. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling. Sono strade, soprattutto crocevia, che riportano sul luogo del delitto, chiamiamolo pure così. Il Trofeo Matteotti Marcialla edizione 62, ci sei già passato vincitore nel 2009. Che esperienza è? Che cosa ti aspetti quest'oggi su questo traguardo? Ricordo molto bene quella gara, infatti oggi sono qui anche per questo, perché questa gara mi è rimasta nel cuore, è stata una delle mie vittorie più belle per tante cose, quindi oggi ci sono tornato volentieri e spero di far bene. L'hai toccato con mano, per pochissimo non sei risultato il vincitore dell'edizione di Agostini, quella del 2011. Quest'anno, per riprovarci, anche o per aiutare Alfredo, non so quale due strade è quella migliore da percorrere. Sì, dai, abbiamo due opportunità. Balloni sicuramente è più da fuga, io invece sono un po' più diciamo da gruppetto ristretto. Questa corsa è molto bella, si presta alle mie caratteristiche e volevo far bene, però l'importante è che facci bene un compagno mio di squadra, non interessa il mio risultato, ma come ho detto il team penso che facci bene. Un rapporto, chiamiamolo pure così, con il Trofeo Matteotti e con Marcialla da parte della Zalf è strettissimo. La Zalf ogni anno fa un risultato e se non lo fa ci va vicino. Alessandro Tonelli, qui al Matteotti? Qui a Matteotti siamo qui per far bene, per vincere, perché come hai detto te prima, la Zalf negli ultimi 8 anni l'ha vinta 5 volte e speriamo di fare
il poker anche quest'anno. Dove si vince il Matteotti? Io l'ho fatto solo l'anno scorso, il Matteotti è una corsa strana perché non c'è un metro di pianura e posso andare via fughe su fughe. Secondo me si vince sull'ultima salita qua al Sambuca, che può fare molti danni. Oppure anche lo strappo agli ultimi 400 metri finali, quelli che portano proprio qui in paese. C'è un precedente, mi ricordo, Modolo su Ponzi nel 2008. Sì, dopo qui chi ha gambe è una volata strana, perché è una volata in salita di 500 metri, chi ha gambe qua riesce a fare la differenza, diciamo. 150 km di corsa non sono certo una passeggiata, piuttosto una gran fatica che corona il sogno di chi ambisce a un traguardo blasonato che porta il trofeo Matteotti ad essere uno degli appuntamenti cardine del ciclismo giovanile in Toscana. Buon pomeriggio da Piazza Brandi in Marcialla per la 61esima edizione. Intanto parte da qui l'avventura dei 186 ragazzi che rappresentano le 26 formazioni in gara a questa edizione del Trofeo Matteotti. Intanto da sottolineare il premio che viene assegnato al sindaco Maurizio Semplici del comune Barberino Valdelsa per sottolineare l'impegno dell'amministrazione comunale per lo svolgimento ogni anno di questo appuntamento sportivo. La pianura praticamente è inesistente, lascia spazio ai continui saliscendi che tolgono il respiro e spaccano le gambe via via che il chilometro finale si avvicina. La famosa Flamme Rouge, che per tanti non è solo un bandierino rosso ma fondamentalmente l'opposta faccia del conquistare o la riuscita o il fallimento o la gioia o il rimorso. Lo dicevo poco fa, ci proveranno in 186, rappresentano 27 formazioni, il meglio del panorama nazionale negli elite e negli under 23, una nazionale schierata in partenza, quella della Bielorussia, e 3 squadre continental. L'organizzazione, quella dell'AIX di Firenze, in collaborazione con il comitato degli sportivi di Marcialla. Ne approfitto per presentarvi nel frattempo la giuria, presieduta da Gabriele Rigoletti, con Roberto Pederzoli, con Marco Buggiani, il giudice d'arrivo Elisabetta Fambrini, quello in moto Gabriele Dainelli. Il percorso, ve lo dicevo poco fa, i primi 22 km che prevedono un primo passaggio qui da Marcialla è praticamente un percorso vallonato, non ci sono grosse asperità da valicare. 22 km vi dicevo che toccheranno le località di Tavarnelle, San Donato in Poggio e di nuovo il primo transito della corsa da Marcialla. Poi le difficoltà iniziano nella seconda parte di questo viaggio che vi racconteremo anche strada facendo, con delle curiosità, una particolarità che abbiamo adottato quest'anno, andando a visionare e a visitare soprattutto di persona i siti storici che rappresentano anche una enorme ricchezza di tutto questo territorio. Grazie anche alle riprese dall'elicottero di Maurizio Scarpelli con Gianni, l'operatore che ci sta mostrando le meraviglie della corsa del Trofeo Matteotti e soprattutto le meraviglie di questa zona che vi dicevo è un po' un crocevia fra la Valdelsa e la Val di Pesa. Il gruppo lascia Marcialla, come vedete nelle immagini, il gruppo compatto nelle prime fasi di corsa, per poi dirigersi verso Tavarnelle Val di Pesa. Un ringraziamento va soprattutto all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino di Barberino Valdelsa, Tavarnelle Val di Pesa, all'Olearia Valpesana Diffusi di Monteriggioni, il trofeo che la rappresenta è arrivato alla 39esima edizione, e poi i serramenti in legno dei fratelli Canocchi di Fiano Certaldo, la banca di credito cooperativo di Cambiano, l'ingrosso di carni bovine e suine di Rigacci a Marcialla, la bianca del Chianti di San Casciano Val di Pesa, Panuragna di Barberino Valdelsa, la distilleria Deta di Barberino Valdelsa. Sempre le immagini sul gruppo che sta lasciando Marcialla. E poi l'arte di San Gimignano, il cornice abitare di Spini Raffaello, Siltea, le cucine e la boutique del mobile Poggibonsi, la fattoria di Pogni di Diddi e Bonechi, e Pampaloni SRL, concessionario Renault e Dacia a Poggibonsi e Siena. Intanto torniamo con le immagini in corsa. È il chilometro 22, adesso la telecamera si sposta proprio sul passaggio a Marcialla. Luca Sterbini per la team Pala Fenice, il numero 47, con il 165 c'è Alessio Camilli per la Vega Prefabbricati Montappone. I primi attaccanti di giornata allungano anche Tonelli per la Zalf Euromobil Desiree Fior, con loro c'è anche Trabucco per la Nakan Fondrest e anche per il Cycling Team Friuli Matteo Fabbro. Si cerca già dai primi momenti di questa corsa, lo ricordo, in 150 km è ancora tutto da giocare,
di selezionare un po' il grosso del plotone e magari tentare su un gruppo di atleti decisamente ridotto. Si esce da Marcialla, questo è il gruppo, pochissimo margine di vantaggio hanno i ragazzi appena citati in testa al gruppo. Il gruppo ha un ritardo di circa una ventina di secondi. Questo è quello che accade nella prima parte della corsa. Le difficoltà, vi dicevo poco fa, arriveranno da qui a tutto quello che seguirà fino al traguardo del 150° chilometro. Tra un chilometro e l'altro del Trofeo Matteotti, edizione numero 61, c'è tutto il tempo per fermarsi in uno dei posti più belli qui della Val d'Elsa, la fonte di Santa Caterina, come Bruno Rinaldi, che è un po' il fautore di tutto questo ripristino di questa fonte che fino a pochissimi anni fa era in disuso. Sì, infatti non era accessibile, era un peccato. Infatti ho chiesto personalmente sia alla proprietà sia alla forestale la possibilità di riattivare questa antica viottola che portava alla fonte, che è stata per secoli un punto devozionale da parte di tutto il territorio, soprattutto legato alle puerpere che gli mancava il latte materno. Ecco, venivano qui, sopra c'è un piccolo oratorio, lasciavano 3 ex dono, bevevano quest'acqua e gli ritornava il latte, e quindi per tutto questo territorio è stato un riferimento importante. La fonte, che è detta anche la fonte di Santa Caterina, perché c'è una storia bellissima legata alla Santa Senese. Infatti abbiamo ritrovato la documentazione in piazza del Capitolo, in piazza del Duomo a Firenze, di questa orazione funebre a Giovan Battista Capponi, di cui sosteneva che Santa Caterina da Siena è stata qui intorno al 1375. Ella era di ritorno da Roma, andava andando verso Siena e si ammalò di broncopolmonite. E arrivata qui in Val d'Elsa gli indicarono questa fonte che era nota a tutti come benefica, come salutare. Ebbene, lei venne alla fonte, bevve l'acqua e guarì. E quindi c'è questa storia che con la venuta, diciamo, di Santa Caterina qui alla fonte resse salubri e miracolose queste acque. Sono acque da provare allora? Evidentemente sì, ci sono tante storie bellissime che evidentemente provano e che sicuramente ha delle proprietà terapeutiche importanti quest'acqua. In una manifestazione sportiva come la corsa, l'acqua è un elemento fondamentale ai corridori. Noi andiamo alla fonte di Santa Caterina e vediamo quello che succede. Sicuramente sarà un campione che beve quest'acqua. Torniamo in corsa, ci stiamo avvicinando al chilometro 56 con il passaggio dal centro di Tavernelle Val di Pesa e in testa al gruppo le cose sono cambiate. C'è una fuga promossa da Luca Sterbini per la Palazzago, da Roberto Burbi per il gruppo Made Tamburini, Lorenzo Trabucco per la Nacan Fondriest, da Mattia Fabbro per il team Friuli, Mirko Gozio per la Gavardo e Paolo Lunardon per la Marchiolo Emisfero Site, e 2 uomini della Zalf Euromobil che sono Jugert Zupa e Alessandro Tonelli. In 9 al comando verso il centro di Tavernelle, con un vantaggio di circa 1 minuto e mezzo sul gruppo degli inseguitori. Potrebbe già essere un'azione importante questa promossa dai 9 battistrada. Certo, ci sono ancora tantissimi chilometri da percorrere, ce ne sono ancora 100, quando la testa del gruppo si sta ormai avvicinando al passaggio del centro, vi dicevo poco fa, di Tavernelle Val di Pesa. Un nuovo transito sotto la località di Marcialla, appunto, dove è posto il traguardo della 61esima edizione del Trofeo Matteotti, sempre le maglie della Zalf a scandire il passo. Dopotutto è una formazione rappresentata in questa fuga da 2 atleti. Dicevo, c'è il passaggio che coincide con il chilometro 60 da Marcialla. Adesso la testa della corsa raggiunge proprio il centro di Tavernelle Val di Pesa e il municipio di questa località. Il passaggio da Marcialla ancora dal chilometro 60, come ho interrotto poco fa, e poi di nuovo un altro su e giù
per i chilometri che mancano per conquistare questo ambito trofeo. La Zalf cerca sempre di tamponare qualsiasi tentativo di ritornare sulla testa della corsa, ci provano in questo istante a scandire il passo anche gli atleti della Big Hunter con il numero 106 è Angelo Raffaele. E allora intanto la corsa comincia a scendere verso Certaldo per risalire ancora una volta verso San Donino. Il prossimo passaggio da un altro Gran Premio della Montagna è il chilometro 80, sempre in 9 al comando, quando questo tratto in salita prevede 13 km d'ascesa. Non sono particolarmente difficili se non si esclude l'ultimo tratto, quello che più o meno ha 1 chilometro di lunghezza, contraddistinto da 6 curve che sono proprio sotto la cappella di San Michele Arcangelo. Sempre i 9 uomini al comando. Intanto le immagini spaziano su Certaldo, il primo degli inseguitori con il numero 187 James Newey per il gruppo della Zappi Racing Team. Eccolo qua il gruppo, e attenzione, il ritardo del gruppo comincia ad essere considerevole, perché il gruppo già all'inizio della salita che porta verso San Donnino accumula un ritardo di 3 minuti e mezzo. La fuga, i 9 uomini in fuga a questo punto potrebbero già cominciare a buttare giù carte e tattiche di corsa per far sì che il traguardo del trofeo Matteotti non sia soltanto un sogno, ma possa concretizzarsi in una realtà. La corsa intanto procede con le maglie della Podenzano a scandire il passo, e noi arriviamo sulla cappella di San Michele Arcangelo. La corsa arriva intorno all'80° chilometro, coincide con un traguardo volante che passa proprio qui da San Donnino. San Donnino, l'edificio che vedete alle mie spalle, la chiesa di San Michele Arcangelo, l'ultima costruzione, possiamo definirla così, della fine del 500, che nasce sulle rovine di una grande città, distrutta nel 1302 dai fiorentini, la città di Semifonte. Bruno Rinaldi. Sì, fu distrutta il 3 aprile 1302, Semifonte dovette soccombere, fu presa per sfinimento, ma l'accordo infame che fecero i semifontesi con i fiorentini è che per aver salva la vita gli abitanti stessi di Semifonte dovettero provvedere allo smantellamento della città, quindi un accordo umiliante da questo punto di vista. Quindi questo edificio rappresenta un tempio della memoria, in memoria dei caduti che vi furono in queste battaglie cruenti, insomma, nel 1202. E la somiglianza a Santa Maria del Fiore non è altro che un segno esplicito di dominio della Repubblica Fiorentina su queste terre. Il monumento più riconoscibile in Firenze è il Copolone Brunelleschi, quindi si prende questo manufatto, lo si ridimensiona e lo si colloca nella terra conquistata, quindi un assoggettamento alla Repubblica Fiorentina. C'è un verso nell'Inferno di Dante che ricorda proprio la città di Semifonte. Infatti sì, se la gente che al mondo più traligna non fosse stata a Cesare Noverca, ma come madre a suo figlio benigna, tal fatto è fiorentino e cambia, è merca, che si sarebbe volto a Semifonti laddove andava l'avolo alla cerca, eccetera, insomma. E questo appunto spiega l'importanza di questo luogo, un luogo che era di fondamentale, un punto fondamentale fra Firenze e Siena. Sì, infatti questa è una roccaforte imperiale che fu voluta da Federico I detti Barbarossa e da suo figlio Enrico VI, appunto per contrastare Firenze nelle sue mire espansionistiche verso la Val d'Erza, che poi purtroppo culminò con la distruzione totale della città. E allora aspettiamo la corsa, tra un attimo c'è il passaggio del traguardo volante, intanto il nostro viaggio continua fra un po' anche a Sant'Appiano, e c'è una bellissima curiosità da raccontarvi. La corsa sta arrivando a Semifonte, lo vedete in lontananza, la cappella di San Michele Arcangelo coincide con il chilometro 80. È sempre stato un traguardo volante, quest'anno non viene assegnato, la corsa però a questo punto cambia decisamente per quanto riguarda la testa del gruppo. Sono rimasti in 4, sono rimasti Luca Sterbini per la Palazzago, Mirko Gozio per la Gavardo e Alessandro Tonelli e Jugert Zupa
per la Zalf, Desirée e Fior. Hanno un vantaggio di circa una ventina di secondi sui 5 inseguitori che facevano parte di questo gruppetto ormai da pochi chilometri dall'inizio della corsa. Il passaggio avviene qui dalla località di San Donnino, c'è il tratto in discesa e poi di nuovo la salita che porta a Barberino Valdelsa. A Barberino Valdelsa è assegnato il primo Gran Premio della montagna di giornata. Il gruppo, lo vedete nelle immagini mentre sta transitando qui dal traguardo di San Donnino, il gruppo continua ad avere un ritardo di circa 3 minuti e mezzo. Potrebbe essere questo un'azione importante e far sì che la gara si concluda qui? Lo scopriremo man mano che i chilometri si avvicinano alla finale del trofeo Matteotti in Marcialla. Il gruppo, ci sono sempre delle maglie della Zalf in testa e la corsa si sta avvicinando a Barberino Valdelsa. Prima di lanciare il prossimo servizio vi dico che una curiosità legata alla famiglia Kennedy. Il vino era di famiglia sulla tavola di John Fitzgerald Kennedy. Alla Casa Bianca casse di Chianti Classico arrivavano direttamente dalla Toscana, inviate dai Gherardini. Una stessa famiglia, una stessa radice medievale aggrappata alle terre della Valdese italiana. I Gherardini, Fitzgerald e Kennedy, un triangolo Italia, Irlanda, Stati Uniti che si chiude sulle rive del lago di Como. La corsa è appena transitata qui dalla cupola di San Michele Arcangelo. Una curiosità, ve l'avevo anticipata poco fa, non c'è possibilità di arrivare fino all'abbazia di Sant'Appiano, ma Sant'Appiano, che vedete qui alle nostre spalle il profilo dell'abbazia, ha una storia tutta particolare. La famiglia Kennedy sembra abbia origini qui nel Chianti. Sì, infatti i Fitzgerald sono sicuramente partono qui da Sant'Appiano come dinastia, che poi emigreranno andranno negli Stati Uniti e esprimeranno anche un presidente. Esattamente nella pieve di Sant'Appiano c'è un cavaliere sepolto, c'è una pietra tombale scolpita a sbalzo che riproduce l'effigie appunto del cavaliere medievale. Questo cavaliere si chiama Gherarduccio Gherardini. O suo figlio o un suo parente stretto partecipò alla guerra di liberazione irlandese insieme al re Guglielmo, detto il Conquistatore, e divenne un eroe in questa battaglia, tant'è che a Dublino c'è un monumento. Nel frattempo avevano inglesizzato il nome, figlio di Gherardo, Fitzgerald, e praticamente Kennedy tradotto in gaelico, Gherardini tradotto in gaelico risulta Kennedy, che poi nei primi del 1800 emigreranno negli Stati Uniti, a Boston esattamente, e attraverso i commerci esprimeranno anche un presidente, John Fitzgerald Kennedy. E allora un motivo in più per arrivare in questi luoghi, per andare a visitare la pieve di Sant'Appiano e per scoprire i misteri anche legati alla famiglia Kennedy. Sul tratto in salita che porta verso Barberino Valdelsa, la conosciuta salita del Cipressino, sono sempre in 4 ad amministrare un vantaggio di più di 3 minuti sul gruppo degli inseguitori. Per la Zalf ci sono sempre Tonelli e Zupa. Ricordo che Tonelli è già stato vincitore a Mercatale Val di Pesa nella Coppa Fiera Mercatale, che Zupa ha vinto una corsa a Reda, che Sterbini è il vincitore in Toscana del primo appuntamento, la Firenze-Empoli, e con loro per quanto riguarda la Gavardo, Mirko Gozio. Ormai la testa della corsa si sta avvicinando a Barberino, vi ricordo il passaggio è al chilometro 128 di corsa, ne mancheranno da lì 22 per arrivare al traguardo. Le maglie della Vega prefabbricati di Montappone con il 162, scusate, c'era Dintino, e col 161 Gaffurini. Questi invece sono gli uomini della Fondrest. C'è tra gli altri, vedo nelle posizioni di testa, anche Alfredo Balloni, vincitore sul traguardo del Matteotti nel 2009, ricordo un testa a testa con Ricci Porte. Questa è la situazione in corsa quando ormai 4 uomini al comando stanno ormai transitando dal Gran Premio della montagna. C'è un forcing per cercare di colmare questo distacco che separa i due gruppi. I 4 uomini adesso sono rimasti in 2, proprio in prossimità del passaggio al Gran Premio della montagna di Barberino Valdelsa. Restano in 2 al comando. Sterbini rappresenta il team Pala Fenice, con lui c'è Tonelli per la Zalf Desirée, in 2 al comando per gli ultimi 22 km di gara. Da qui c'è un passaggio da Barberino, non si transita questa volta sotto il traguardo di Marcialla, ma si scende giù fino a Sambuca Val di Pesa per affrontare l'ultimo tratto in salita, quello che
da Sambuca Val di Pesa, conosciuto come Bivio Canaglia, porta la corsa verso San Donato in Poggio, e lì potrebbe essere un trampolino di lancio per tentare l'attacco decisivo, quello che appunto potrebbe far sì che uno dei due possa conquistare il trofeo Matteotti. Ma il gruppo ci crede ancora, cerca quanto prima di tornare sulla testa della corsa, e allora ci sono delle novità negli inseguitori. Tra un po' torneremo con la telecamera sul gruppo inseguitore quando la corsa lascia Barberino Valdelsa, l'immagine della telecamera sulla pieve di San Bartolomeo. Lo ricordo, in testa ci sono sempre Tonelli e Sterbini, e entrambi hanno una vittoria all'attivo quest'anno, Sterbini con la Firenze Empoli, Tonelli con la Coppa Fiera Mercatale. Il gruppo che non ci sta, il gruppo che continua a mulinare sui pedali per cercare di tornare quanto prima sulla testa della corsa, quando la testa della corsa ormai è arrivata a Tavernelle Val di Pesa, è l'ultimo tratto di percorso vallonato prima di giungere in paese, poi la picchiata verso la località di Sambuca, e si torna nuovamente a salire. Ve l'ho detto, il trofeo Matteotti di Marcialla non ha un metro di pianura, non c'è un attimo di respiro, è tanta fatica da fare sulle gambe fino al traguardo. Balloni ha schierato tutta la formazione davanti per cercare di tornare sugli attaccanti di giornata. Hanno fatto questi ragazzi, comunque vada la corsa, una grandissima impresa, perché fino da pochissimi chilometri dopo la partenza, intorno al 25esimo chilometro, hanno promosso questa fuga e sono ancora lì a lottare per conquistare un prestigioso trofeo. Sempre Sterbini e Tonelli sul tratto adesso in salita, quello che porta verso la località di San Donato in Poggio. Sono circa 3 km di ascesa, non particolarmente difficili, ma ormai quando di chilometri sulle gambe ce ne sono già 140, la cosa comincia a farsi dura. In due cambi regolari fino al culmine, ormai manca poco con le immagini. Quando torniamo sul gruppo ha guadagnato qualcosa, poco più di un minuto a questo punto della gara, poco più di un minuto da recuperare. Con il numero 32 a scandire il passo c'è Christian Scherb per la Gavardo. Attenzione, perché questa potrebbe essere la vendetta, chiamiamola pure fra virgolette così, del gruppo. Due attaccanti che, come vi dicevo poco fa, hanno fatto una bellissima impresa. Questo è il ciclismo che piace vedere al pubblico televisivo. Ci sono sempre gli uomini della Fondrest pronti a dare il cambio e pronti soprattutto a ricoprire il divario, il distacco, questo gap che separa i due battistrada dal resto del plotone. Siamo a Sambuca Val di Pesa. La situazione è praticamente invariata quando la testa della corsa è ancora in salita. Un minuto separa i due attaccanti, dicevo, dal resto del gruppo. In cima alla salita troveranno il cartello che segna gli ultimi 5 km di corsa. Accordo sempre tra i due battistrada, sono sempre Sterbini e c'è sempre con lui Alessandro Tonelli. Ormai manca davvero poco, le riprese che arrivano dal cielo con l'elicottero. Con il numero 161 di gara c'è Nicola Gaffurini, ha vinto il Gran Premio di San Giuseppe quest'anno, e ci sono anche gli uomini della Mastro Marco. Attenzione, probabilmente qualcuno si sta organizzando con il 148 Alex Turrini. Probabilmente qualcuno si sta organizzando. Il vantaggio dei due battistrada sta decrescendo chilometro dopo chilometro. Adesso sono una quarantina di secondi che separano la testa del gruppo, degli attaccanti in testa dal resto del plotone. Questo è il tratto in salita, l'ultima parte del tratto in salita, quando ormai i due attaccanti hanno già scollinato in località Bivio Canaglia, San Donato in Poggio. Attenzione, tra un po' troveranno il cartello dell'organizzazione che segnala i 5 km conclusivi di questa corsa, sempre in due al comando, che si stanno avvicinando a Tavernelle Val di Pesa. Intanto alle spalle andiamo con Coscevoi, ha vinto già alla penna. Coscevoi per il Podenzano, prova a rientrare sui battistrada. Coscevoi, un atleta che potrebbe dire la sua, avevo detto già ha vinto una corsa quest'anno.
Koscievoj che insiste per cercare di rientrare sui due battistrada. Vi ricordo ancora una volta, ormai al culmine della salita ci sono poco più di 20 secondi che separano i due attaccanti dal resto del gruppo. Con lui c'è anche Turrin che ha vinto quest'anno già Castiglion Fiorentino da Badia ad Agnano, c'è Alilai per la Neil Ferroli. Questa è la situazione sul passaggio al Gran Premio della Montagna, mentre torniamo in testa con la grandissima impresa di questi due ragazzi. Tonelli contro Sterbini per il trofeo Matteotti 61, se non accade qualcosa da qui al traguardo. C'è sempre un margine di vantaggio, ma un margine che piano piano, chilometro dopo chilometro, continua a decrescere. Questa potrebbe essere un'azione importante se il resto del gruppo non si organizza nel più breve tempo possibile. La coppia dei battistrada potrebbe arrivare al traguardo e sarebbe il giusto premio dopo tanta fatica. Di chilometri, l'avete visto, il cartello di organizzazione, ne mancano meno di 3. Ci sono sempre una quindicina di atleti che stanno inseguendo i due battistrada, 15 atleti, tra gli altri c'è Turrin per la Mastro Marco, c'è Koscievoj per il Podenzano, Alilai per il Neil Ferroli, una quindicina di atleti alle spalle dei due battistrada. Tutto questo in meno di 10 secondi. Meno di 10 secondi, segnala adesso Radio Informazione. Potrebbe essere un tempo sufficiente per rientrare sulla coppia di testa. La coppia di testa ormai vede il cartello dell'ultimo chilometro ed è ancora una difficoltà da affrontare, quello strappo in salita che porta proprio sul traguardo. Ci siamo sullo strappo in salita che porta al traguardo. 500 metri per arrivare qui a conquistare il trofeo Matteotti edizione 61. Tonelli e Sterbini, ormai non c'è più niente da fare, hanno recuperato qualcosina, 10 secondi circa li separano dai loro diretti inseguitori. Sterbini continua a forzare per la pedalata su Tonelli, l'attacco di Tonelli, attenzione all'attacco di Tonelli proprio nei 250 metri finali. Tonelli ha preso l'iniziativa e mancano 250 metri, 200 in questo istante. Tra un po' vedrete il cartello che segnala i 150. Tonelli su Sterbini, 100 adesso al traguardo. Già si vede il cartello dei meno 50 sul traguardo del Matteotti edizione numero 61. C'è Tonelli da solo, ha un vantaggio su Sterbini di circa 5 secondi. Alessandro Tonelli, Zalf, Euromobil, Desiree Fior vince la 61esima edizione del trofeo Matteotti. 6 secondi su Luca Sterbini per il team Palla Fenice. Alle spalle ancora una maglia della Zalf, è quella di Daniele Cavasin. Quella di Daniele Milani, compagno di squadra anche di Tonelli e di Cavasin, è quarto. Elia Zanon per la Podenzano quinto. Nicola Gaffurini per la Vega Prefabbricati di Montappone è sesto. Redi Alilai è settimo per la Neil Ferroli. Mirko Olivieri, primo dei toscani per la Maltinti, è l'ottavo. Alberto Nardin per la Overall Sacred Team è il nono. E infine Andrea Toniatti per la Zalf, che è veramente un trionfo loro, al 10° posto. Questo è tutto, andiamo sul palco per ascoltare le impressioni di tutti i protagonisti di questa edizione del trofeo Matteotti. Il traguardo del Matteotti ci siamo lasciati proprio in apertura di questo appuntamento lungo 150 km, l'hai sognato, l'hai lottato, l'hai vissuto fino all'ultimo metro e quello è il sogno della Zalf, continua a crescere, a continuare su questo traguardo, perché l'ennesima affermazione dopo Mercatale, Alessandro Tonelli si afferma qui al trofeo Matteotti numero 61. Sì, una vittoria costruita da lontano, siamo partiti da 20 km dopo la partenza, non ci credevo neanche io perché era una fuga dei 5 e poi siamo diventati 9. Abbiamo guadagnato fino a 3 minuti e mezzo e andavamo avanti come un accordo. Dopo essere stati in 4 su una salita perché l'abbiamo fatta forte e l'ultima salita, la penultima salita, quella lunga, siamo rimasti in 2. E io e Sterbini siamo andati avanti di comune accordo fino qua ai 300 metri d'arrivo dove l'ho battuto in volata. È stata una corsa dura perché fin dalle prime battute di corsa essere in fuga arrivi sul finale che sei finito, però trovi sempre un po' di energia per fare la volata se sei davanti. Più di 120 km di fuga, stamani mattina mi dicevi il Matteotti si vince sulla penultima salita, in realtà è stato così? Sì, il gruppo si stava rimontando sempre più forte, abbiamo scollinato con 1 minuto e 20. In 2 era stata dura, ma quando abbiamo scollinato con 20 secondi anche sull'ultima salita ci abbiamo creduto e io avevo altri 2 compagni dietro, anzi 3 compagni dietro nel gruppetto dietro e me è andata anche bene per quello.
Uno che ci ha abituato alle imprese, era successo ad Empoli sul traguardo della Firenze Empoli, prima classica in Toscana, mancato per pochissimo, però è sempre una grandissima performance, un grandissimo successo quello di arrivare fin qui sul traguardo del Matteotti. Certamente, oggi è uscita una gara dura sin dall'inizio, tirata da subito. Siamo usciti in 9 corridori e poi circa a metà gara siamo rimasti subito in 4. Diciamo l'accordo è sempre stato ottimo, poi più o meno a 30 km dall'arrivo siamo rimasti io e Tonelli e lì abbiamo collaborato tutti e due allo stesso modo fino all'arrivo. Complimenti a lui, io ho cercato di anticiparlo all'ultimo chilometro, sapevo che era più veloce di me e niente, è stato molto forte, in volata troppo sono arrivato al secondo. Luca, su questo strappo che cosa ti è mancato, se ti vuoi recriminare qualcosa? Un po'... non so, non posso recriminarmi nulla perché io ho giocato le mie carte come potevo, insomma, sfruttando le mie caratteristiche. Tonelli è più veloce di me, siamo arrivati qui ai 200 metri tutti e due assieme e ha vinto lui in volata. Complimenti ancora a Luca Steremini. È successo ancora dopo il 2008, ma poi anche tantissime altre volte, l'affermazione della Zalfe su questo traguardo del Matteotti. Oggi primo Tonelli, terzo Cavasini. Sì, veramente oggi è andata bene, una gara combattuta fino all'inizio, poi la fuga, un'ottima fuga con Tonelli e Zuppa, sapevamo di avere Tonelli ottimo corridore e poi nel finale è andata bene a noi con un primo, un terzo e un quarto, dai. C'è un sodalizio speciale della Zalf con questa corsa? Penso che questa corsa porta bene la Zalf, penso che sia la 6ª volta che la vinciamo. E sapevamo che è una corsa adatta a noi e oggi ci tenevamo a vincere e è andata bene, dai. Da domani, Daniele? Beh, da domani si guarda domenica, sabato e domenica nei 2 giorni in Castelfidardo, vediamo di far bene, dai. I risultati stanno andando bene per adesso, speriamo che arrivi anche la seconda vittoria stagionale. In bocca al lupo. Sempre più difficile e sempre più bello da organizzare, 61 edizioni, ci eravamo fermati l'anno scorso con le nozze di Diamanti, è un punto di ripartenza questa 61esima edizione. Armando Nesi. Sì, è un punto di ripartenza, ma io devo dire sono 34 anni che si organizzano le gare ciclistiche, che sono un po' stanco, però ho visto il successo di oggi, voglia continuare, ma è dura, non so ce la farò a continuare. Questo è un po' quello che dici tutti gli anni, in realtà Armando come ti dicevo è un punto da cui fondare, mettere delle basi importanti, perché il Marcialla e soprattutto il trofeo Matteotti è qualcosa che fa parte di questa comunità, è qualcosa che tutti gli anni deve crescere e in tutti i modi siete riusciti a portare anche questa 61esima edizione ad alti livelli. Sì, ma non sono solamente io, non è che se io accesso certo, un po'. Tutti i collaboratori tuoi? Ho questi ragazzi giovani, ora qui è nato anche una squadra ciclista di amatori, che piano piano verrà su loro e noi a una certa età bisogna anche tirarli in barca. In mezzo a tante bellezze sono le ragazze che ci affiancano in questo finale di collegamento qui dalla piazza del trofeo Matteotti. Cosa ti aspetti per la prossima edizione? Ma non so, meglio di così è difficile fare, l'unica è cercare di mantenere come quella di oggi, è già tanto. E allora evviva il trofeo Matteotti, da 61 anni sempre presente qui nel panorama ciclistico in Toscana. L'appuntamento ve lo rinnoviamo per le prossime gare del ciclismo in questa regione, in questa grande terra che parla di ciclismo. Ci vediamo prossimamente sempre su Toscana TV. Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani, in fila ad uno. Da qui passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo. Sarebbe stata solo questione di tempo, bastava pazientare e attendere, studiare e capire chi tra noi avrebbe fatto la prima mossa, chi tra i due fosse stato in grado di lanciare una nuova sfida per rispondere all'offesa e passare al contrattacco. Nel gioco delle rivalità, degli antagonismi, nel faccia a faccia più diretto, nel dualismo più genuino, nel rispetto più vero di ogni avversario. Uno contro l'altro, come l'atto finale di un torneo di moderni cavalieri che viviamo in piedi sui pedali oppure seduti sulla sella, poi ci alziamo ancora e l'istante successivo giù a mulinare in velocità, confidando nella spinta del vento, a volte amico, tante altre acerrimo nemico che soffia contro.
due sagome, una di fronte all'altra, come Ottaviano e Antonio, Annibale o Scipione, Napoleone e Nelson, o come succede, in un linguaggio non così strano, in cui comandano ruote e catene, noi come coppie Bartali. Passa lento il tempo, passa piano, passa e basta, anche se spesso sembra non passare mai, nell'attesa di un qualcosa di buono che verrà. Passa lento il tempo, fugge via come acqua corrente inarrestabile, potenza che lascia sempre una traccia evidente alle spalle. Passa lento questo tempo e porta con sé i nostri pensieri e i nostri sogni, figli di un programma futuro che la vita è in corsa, un giorno riuscirà ad avverare.